Buona giornata, bentrovati, eccoci al nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport, come di consuetudine attraverso la nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com. L'appuntamento è odierno, ogni giorno con le principali notizie, i nostri reportage, le nostre interviste che trovate sempre in modalità on demand. Per quanto riguarda invece il canale televisivo, vi segnaliamo il 95, canale televisivo di Caffè TV 24 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, l'emittente del Nord Italia, canale 95 per l'appunto. Partiamo subito e vediamo le principali notizie anche per oggi. Partiamo con il rugby, con il Benetton. Concluso il campionato del mondo, rientrati gli azzurri anche al Benetton che è tornato alla vittoria sabato contro Edimburgo per 18-16, è stato un match veramente combattuto e molto molto duro. Intanto domani il capitano Sgarbi e il tecnico Bortolami saranno a Cardiff per la presentazione della Champions, poi i Leoni saranno a Llanelli per giocare contro gli Scarlets. Dovrebbero rientrare dall'infermeria Monti Ioane, Quaglio e Riccioni e forse saranno disponibili anche Morisi e Zanni, quindi il gruppo va ricomponendosi totalmente. Lasciamo il rugby e passiamo al basket, coppe nel basket di casa Italia con l'Eurocup che vede Trento in Turchia contro il Galatasaray. Partizan Venezia, questa è la gara appunto che vedrà gli uomini del capitano De Nicolao e di De Raffaele giocare appunto contro il Partizan o Partizan. In Champions tocca a Sassari, impegnato in Polonia contro il Torun. Per quanto riguarda invece casa nostra, la TVB De Longhi Treviso ha battuto, e questo lo saprete, Pesaro 85-75, era una partita che doveva essere timbrata dalla TVB, doveva essere conquistata dalla TVB perché così facendo si sale ulteriormente di classifica e ci si allontana un po' da quelle zone pericolose. Si è messo in luce Tessitori che ha firmato 18 punti e 7 rimbalzi, trascinando i trevigiani alla vittoria che comunque non è stata facile, è stata molto molto sofferta anche in questo caso. Palaverde che dal basket ha riaperto ieri sera con l'Imoco Volley Conegliano e quindi con la pallavolo femminile. E anche ieri sera il Palaverde ha salutato l'Imoco vincente per 3-0 contro Bergamo. Sentiamo il tecnico trevigiano Daniele Santarelli in questo servizio con le immagini forniteci dalla società. Allora, la scelta di formazione ti ha fatto un po' tornare sui passi rispetto a Caserta, ma ne è valsa la pena anche per la reazione del secondo set. Sì, secondo me era giusto provare questa formazione qui, che non aveva mai provato finora, anche se tante si conoscono a memoria. Devo dire che tenere Volos fuori 2 gare non era semplice per lei, aveva rotto e spezzato un pochino il ritmo, stava andando bene, quindi aveva necessità di giocare, anche se non era al 100% della condizione, però secondo me ha fatto la sua ottima partita. Devo dire che la squadra in toto ha giocato discretamente, non siamo andati così bene secondo me con la fase break, muro difesa non siamo stati così efficaci, spesso siamo stati un po' fallosi in battuta e ci rompeva un pochino i ritmi, stavamo andando discretamente, poi ci mettevamo un errore in battuta, è difficile trovare sempre la spinta per provare a portarsi a casa il set contro una squadra combattiva come Bergamo che secondo me ha fatto un'ottima partita. Noi per esempio oggi abbiamo fatto credo una partita ottima con il perfetto, con la ricezione perfetta, non così positiva come potremmo fare anche se i numeri dicono dei numeri comunque molto alti, ma sul contrattacco per esempio secondo me non siamo stati così efficaci, loro hanno spesso vinto azioni lunghe, questo vuol dire che loro hanno lottato e forse l'hanno voluto un pochino più di noi. I numeri dicono, ed è infatti la mia impressione, che col perfetto abbiamo lavorato molto bene, muro difesa, mentre con le ricezioni non perfette lì non siamo stati così efficaci. Devo dire che questa squadra secondo me ha ampi margini di miglioramento, io l'ho detto alle ragazze, stiamo procedendo ogni giorno facendo un passo in avanti, ma la partita di oggi mi ha fatto capire che
abbiamo ancora tanta strada da fare, forse anche a livello di mentalità, non parlo solo di tecnica e tattica, oggi la mentalità era, non lo so, forse non è sempre semplice trovare le motivazioni giuste ogni giorno, lo dico io per primo, però indubbiamente le giocatrici devono abituarsi a questi ritmi e soprattutto tante giocatrici non hanno giocato a Caserta e quindi questa non è assolutamente un alibi o una giustificazione. Dobbiamo essere bravi a farci trovare sempre pronti, a spingere sempre al 100%, perché poi, ripeto, giochiamo con squadre come Bergamo, con delle ottime giocatrici e rischiamo di non portare a casa il risultato massimo, cosa invece a cui puntiamo ogni santa volta. Questo era Santarelli che ha analizzato con la sua solita obiettività la gara. Nella A3 di pallavolo maschile invece c'è il Motta di Livenza che non perde da oltre 10 mesi. Ultima vittoria quella di domenica contro Civitanova per 3-1. Testa della classifica raggiunta a punti 9, prossimo impegno il 10 novembre in trasferta contro il TPS di Bergamo. Scatta la Champions League questa sera e siamo a parlare di calcio. Scatta con l'Inter che va in trasferta contro il Borussia Dortmund. Sarà una partita durissima. Mentre il Napoli se la vedrà in casa contro il Salisburgo. Per il Napoli c'è l'imperativo di risalire perché la situazione non è rosea né in campionato né tantomeno in Coppa. E contro Salisburgo si attende la risposta di Ancelotti e dei suoi ragazzi. Ancelotti non era molto felice di aver dovuto portare in ritiro la squadra. Serie A per quanto riguarda il calcio, dopo l'11ª giornata Juve al comando con 29 punti, davanti a Inter 28, Roma 22, Lazio, Atalanta e Cagliari 21, Napoli a 18 e Milan addirittura a 13. Ieri sera l'ultima gara, quella tra Spal e Sampdoria, l'ha spuntata la Samp per 1-0 e c'è stata la prima vittoria di Ranieri che è il tecnico appunto della Sampdoria, quindi strappa i primi 3 punti della sua nuova avventura sulla panchina della Samp. A proposito di cambi di allenatori, il Brescia cambia panchina, è stato esonerato Corini ed è arrivato questo signore, l'ex campione del mondo 1982-86 Fabio Grosso. Eccolo qui. L'Udinese prende tempo e intanto, perché anche a Udine si cambiava e si diceva di cambiare il tecnico dopo l'esonero di Tudor, intanto l'Udinese prende tempo e conferma il trevigiano Luca Gotti, andrà in panca lui anche contro la Spal. Passiamo alla Serie B con Venete e Friulane che girano bene, Ascoli Venezia 1-1 con la rete del trevigiano Zigoni, Cittadella Frosinone 0-0, Pordenone batte Trapani 2-1, Spezia Chievo 0-0. Per quanto riguarda la Serie C invece, ieri c'è stata la chiusura della giornata con la gara tra Feralpi Salò e Triestina e la Triestina ha subito un pesante 3-0 per i padroni di casa, appunto il Feralpi Salò, che liquida la Triestina 3-0 e si ferma ancora la formazione di Gautieri che dovrà rivedere qualche cosina. In Serie D il Montebelluna pareggia 0-0 ad Este, si toglie dalle zone considerate pericolosissime della classifica, davanti c'è Cartigliano e Campodarsego a 25 punti, Adriese a 22, Montebelluna a 13. Domenica il Monte in casa contro il San Luigi. Andiamo a parlare del campionato di eccellenza. Nel girone A il Giorgione in testa con 23 punti sul Sona, a Castelfranco Veneto vittoria del Giorgione sulla Godigese per 2-0. Sentiamo l'intervista con il tecnico Paganin che è l'ex di turno per quanto riguarda appunto il Giorgione, era 3 anni fa sulla panchina appunto del Giorgione, ora sulla panchina della Godigese. Paganin, questi spogliatoi li conosce mi pare. Sì, infatti mi fa piacere, parlavamo prima con il mister Esposito, fare i complimenti, è il giusto coronamento di un lavoro iniziato, lui lo sta portando avanti bene, è bello vedere i giovanotti che avevamo 2 o 3 anni fa che sono cresciuti in termini di personalità, a livello calcistico, una bella partita nel quale noi chiaramente abbiamo la nostra dimensione, la nostra classifica e loro giustamente lottano per un obiettivo completamente differente. I complimenti arrivano anche dal mister avversario a lei perché dice si vede questi 10 giorni di Paganin si vedono. È la mia storia.
quando abbiamo iniziato con loro la storia era quella, con ragazzi giovani, vari Gerotto, Beirace, Cecchìn, sono iniziati da lì, adesso l'hanno portato avanti, l'hanno rafforzato, ripeto, Giorgione secondo me la giusta collocazione è un gradino sopra, come struttura, come idea. Noi stiamo iniziando un percorso lì a Godego, abbiamo una società che è ambiziosa, che cerca di rimanere in categoria e chiaramente il lavoro lì con un po' di pazienza penso che dovremo riuscire a portarlo avanti. Penso che tutto il pubblico abbia visto che voi non vi siete mai tirati indietro, avete provato sempre a giocare, palla anche a terra nonostante il campo, quindi si vede la tua impronta, però la squadra è rimasta in partita. Sì, ma ripeto, la classifica un po' parla per quello che può essere anche lo stato emotivo, no? Giustamente Giorgione gioca un attimino più rilassato, datato dalla classifica, noi con quel pizzico magari di ansia in più nel quale i giovani avvertono un pochino più la pressione, poi giocare magari a Castelfranco con la capolista in uno stadio che è importante può contribuire, però ripeto il primo passo è stato importante nell'avere un'idea ben precisa. Il secondo è quello, giustamente veniamo a Castelfranco ed è anche giusto presentare uno spettacolo che sia il più consono possibile anche alla piazza, per cui giocare a calcio, che la gente si diverta, poi ripeto, è chiaro che la speranza era quella di un risultato diverso, però ne prendiamo atto che comunque c'è un po' di differenza in campo ed è anche giusto che sia così. Ma le occasioni le avete anche avute, no? Sì, ma ripeto, è solo questione di pazienza e tempo, ci arriviamo, la società lo sa, è un percorso da fare. Il Giorgione come il Camisano, come le prossime partite con Arcella e Castelbaldo ci daranno la possibilità di poter mettere un po' a nudo pregi e difetti. Se il buongiorno si vede al mattino legato anche alla partita di oggi è chiaro che possiamo anche da quel punto di vista lì pensare positivo. L'importante è martedì quando poi riprendiamo, lo dirò ai ragazzi, che si deve ripartire perché quello che hanno fatto oggi deve essere la base di partenza, non di arrivo. Dobbiamo insegnarle qual è il suo spogliatoio? No, ma comunque mi fa piacere, ripeto, ribadisco, colgo l'occasione per ringraziare ancora i 3 anni che ho passato bellissimi con Castelfranco. Per adesso, come ho detto scherzando, oggi se potevo non avrei fatto sconti e così è stato. Adesso c'è un altro progetto, fra l'altro a poca distanza da qua, ma sarebbe importante per le due realtà. Per il Giorgione, per andare in una categoria che anche valorizzi il settore giovanile, che sarebbe la D, per la Godigese che sta aprendo un ciclo importante da qui in avanti, mantenere la categoria e poi programmarsi. Idee chiare per Paganin, in bocca al lupo per la sua Godigese. Allora questo succedeva nel girone A, nel girone B invece è tornato in testa il Porto Mansuè che vi dicevo ieri ha approfittato del pari tra San Donà e Portogruaro e la sconfitta del San Giorgio Sedico. Rimane in ultima posizione invece l'Eclisse dopo il pareggio con il Noale. Penultimo il Lia Piave di Tossani che cede 4-2 all'Istrana. Per il Porto Mansuè nella Coppa di Eccellenza il Porto Mansuè non è stato molto fortunato dalle urne e nella fase regionale affronterà il San Donà con andata il 20 novembre nella Marca e l'11 dicembre invece il ritorno nel Veneziano. Andiamo in promozione nel girone D, vi ricordo che anticipa il Conegliano sabato pomeriggio alle 14:30 la 10ª giornata del campionato girone D affrontando la vice capolista Noventa che è vice appunto insieme al Treviso. Per la Coppa, quarti di finale in gara unica il 13 novembre sempre per il Conegliano tra Scardovari e appunto Conegliano. In prima categoria invece ottavi di finale, gara unica il 13 novembre per il Santa Lucia Susegana che affronterà il Ponte Crepaldo, mentre l'Alpago affronterà il Refrontolo. E adesso fermiamoci con il calcio a 5, ancora da Prata di Pordenone per il campionato di Serie B nazionale. Il nostro servizio con il presidente Simone Maccan. Simone Maccan, presidente del Maccan Prata Calcio 5. Com'è il battito cardiaco? È stata una bella partita, penso che per gli spettatori oggi è stato uno spettacolo sia da una parte che dall'altra, una partita molto combattuta sotto l'aspetto appunto tecnico e tattico. Comunque sono contento dei ragazzi perché oggi avevamo 2 assenze importanti e dal primo all'ultimo si sono sacrificati per la maglia, per poter appunto dare un premio a questo pubblico che ci ha seguito oggi, che è stato spettacolare. Oltre 300 persone, è stata una gioia immensa e questo è il nostro movimento che dobbiamo fare di partita in partita. Ecco, a proposito del pubblico, oggi proprio hanno seguito la squadra e quei
gli errori sotto porta, poi si sono sentiti anche dalle tribune, più volte sono saltati in piedi come arrivare a spingere la palla in porta. Si sta crescendo, si sta cominciando a farsi un nome importante. Sì, le azioni le abbiamo avute, abbiamo concretizzato, peccato per alcune palle gol molto limpide, comunque dobbiamo ancora lavorare tantissimo. Oggi abbiamo vinto, fa bene per la classifica, però dobbiamo lavorare ancora tanto in settimana. Ci aspetta una gara molto importante sabato ad Arzignano contro l'Arzignano Calcio a 5, che comunque è una squadra, una delle favorite per questo campionato. I ragazzi non posso dire niente, posso dire solo grazie, però la strada è molto ma molto lunga. Maccan Prata di Pordenone quindi con il campionato di Serie B nazionale. Vedete già le immagini invece per quanto riguarda il basket, il Ponzano, siamo nel settore femminile in Serie A2, bella vittoria sabato contro la Giants Marghera, derby 91-73. Le ragazze di Campagnolo saranno impegnate sabato prossimo in trasferta contro il San Giorgio che è penultimo della classe. Concludiamo con la Serie B maschile sempre per quanto riguarda il basket, la Ruker San Vendemiano continua a vincere 7/7, Ruker Sanve davanti a tutti con 14 punti, sempre a braccetto con il Virtus Padova. Il prossimo turno è un turno casalingo al Palasystem di Saccon di San Vendemiano in provincia di Treviso contro la Gilmar Lecco. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport con venetoglobe.com. Noi ci risentiamo domani, buona serata, buona giornata.